O Grullo, o che va a cercare di ciuffoli. Scusasse, un fatale equivoco fu. Vista, giovanotto. Calma, calma. Frate mio. Baciamo le mani. Ben arrivato. Dio te benedica. Fratozzo bello. Amoline Torino. Figlio mio, ti scrissi questa lettera con l'aiuto di Concetta. Capi via che la terza elementare fici sape leggere e scrivere. Ho voluto scriverti prima di lasciare per sempre questo mondo tanto bello ma tanto ingrato.
Quanti anni passarono, figliuzzo mio, senza che ti ho potuto vedere. E la colpa è di questa miseria che non ce lassa mai. Avevamo sperato, la tua povera Maci e io, di poterti chiamare prima con noi, di trovarti un lavoro decente, migliore di quello che compare Vincenzo ti dette a Casciovillari. Lui ha sempre sfruttato il sudore di noi poveri braccianti. Ma la vita fatosa è e bisogna rassegnarsi. Figliuzzo mio, sento che sto per morire. Per questa ragione ti scrissi. Perché prima che questi occhi mi si chiudano per sempre, voglio parlare con te. Solamente con te. Siamo arrivati. Scendi, scendi. Tua pace t'aspetta. Vai. Torito, figliuzzo mio, finalmente. Vieni avanti, assettati qua. Tanto da aspettare, Concetta, voglio restare solo. Come oggi. Tirami su, nipote mia. Pace mia. Giusto in tempo arrivasti, figlio bello. Sento che stai morendo, Salvatore. Ma che dici, papà? La verità, ma non ti preoccupare. Pensai pure a te perché tu nella vita non avessi a cibolare. Ti lascio erede universale di tutti i miei beni. Concetta, porta Romeo. Nella stanza da letto, proprio qua l'avevamo a portare. E che c'è di male? Questa è pure la stanza del Romeo, no? Te la ricordi? È tua cugina, Concetta, la figlia della sorella di Tomacio. Avete giocato insieme tanto tempo? Sì, papà. Ora me la ricordo. Si è fatta grande. Si è fatta scema. Vuole fare la nordica, l'ha spregiudicata. Sta tutto il giorno a leggere i giornali illustrati. Io le parole non le capisco, ma i disegni sì, Salvatore. Certe minchie e certi sticchi dell'autobunno. Figlio mio, non arriveremo. Ecco Romeo. Tante grazie, Concetta. Concetta è come una figlia per me. Non vi siete dati neanche un bacio voi due. Stare male è l'unico bene che tengo oltre a sta casa. D'ora in poi è tuo. Trattalo come un figlio. È di razza buona e se lo saprai non cercare diventerai ricco. Ma papà? Si chiama Romeo e sarà la tua fortuna. Romeo. Me lo disse in sonno la buonanima di Tomaci. Sta santa femmina pensò sempre a te. Prima di chiudere gli occhi mi fece promettere di pensare all'avvenire tuo. Ora posso morire in pace, figlio mio. Ma pace mio. Siate benedetti. Fermati, disgraziato, non devo portare. Fermati, Romeo. Ho capito, non giocare te devo. Però tempi di carestia sono. Se non fosse per quella buonanima di mio padre, in qualche fabbrica mi impiegherei. Lo vuoi capire o no? Muoviti, ma che sei, toro o scecco? Avanti, forza, dai. Che chiappe, mondiale. Scusa un momento, Romeo. Muoviti, cretino. Aspetta. Un po' di pazienza, eh? Che mi vuoi fare perdere sto culo? Aspetta.
Aspetta, ora vengo. E che gioco è? Disgraziato, disgraziato. Tuo marito? Ma no, è morto 3 anni fa di scarlatena, no? Delinquente. E allora tuo padre? Sono orfana e figlia unica, non ti preoccupare, Ma continua. che gioco mia ce l'avi? Sei tu il padrone di quella bestia vaccaboia? Sì, perché? E perché non la tieni legata? Quel torello è un cataclisma, eh! Maciulato tutte le mie pecore, maciulato. Anche le pecore, Romeo, Romeo. Peggio. Peggio e sana fisicamente. Peggio. Stai calma, Nunziatina, tra poco tocca a te, non ti preoccupare. E ci siamo fatti di casa, eh? Da quando noi siamo venuti in Emilia siete venuto molto spesso, signor? Pupo mi chiamano. Infatti è la 3ª volta che venite in questa settimana. Non faccio che assecondare i desideri della mia Nunziatina. Le piace il vostro toro Romeo? Buongiorno. Buongiorno Salvatore. Signorina sono, e a mia certe proposte non mi si fanno. Oh, non volevo offendere, non è mica un reato fare l'amore, è una cosa naturale. Guardate Nunziatina e Romeo. Ste cose dopo il matrimonio si fanno. Sei proprio molto bella, Concetta. È tanto che ti desidero. Pensieri peccaminosi sono. Confessate che siete venuto per vedermi. Ma lo sai che mi stai facendo morire? No, non ci perdiamo in chiacchiere. Buongiorno. Buongiorno, Turiddu. Se non ti dispiace, dottor Frittella, chiama a Tureggio quei fetenti dai paesani tuoi. Scusi te. Ciao, piccola. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Nicola. Te lo diamo. Scusi, c'è il signor Salvatore Frittella? Eh sì che c'è, aspetti, glielo chiamo subito. Salvatore? Salvatore! Che fu? E c'è una signorina che ti vuole, Dove? lì. Il signor Frittella? In persona. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, vorrei parlare in privato, la sa, è una cosa delicata. Sono qui per servirla. Quale che sei il prossimo turno libero? Oh, dunque, allora, vediamo un po'. C'è la vacca dei corti, poi quella dei ferretti. Ma no, che sta dicendo? Io sto parlando di lei. La mia persona d'occhiaste. Ah. Ma io sempre libero e disposto sono. Mi son contenta. Per mia soddisfare il sesso cosiddetto debole è una missione. Ah, sì? Certo. A questo mondo c'è chi nasce toro e c'è chi nasce bove. E io toro mi sento. Non riesco a dire basta, dottoressa. Mi sento addosso come una smania, un pizzicore. Ho bisogno di qualcosa, ecco. Un calmante, vuole dire? Sì, certo, un calmante. Dunque, vediamo un po'. Un calmante, ha detto? Forse ho quello che fa al caso suo. No. Come no? Aveva chiesto un calmante. Sì, però io intendevo... Sono sicura che questo le farà bene, le passerà la smania, quel certo pizzicoso. Beh, forse... Certo, può andar bene. Che rido. Queste notti calde sono come quelle andaluse. Le corride, i tori focosi. Tutto di te mi ricorda la mia adorata Spagna, amore.
I tuoi baci sono de fuego, come i raggi del sol della mia terra, sulla mia pelle assetata d'amore. Ah, Salvatore, mátame de pasión, te quiero, mio amore. Come va, collega? Domani per te sarà un gran giorno. Medaglia al valore per meriti speciali. Mio padre ragione aveva. Tu sei stato la mia fortuna. Ma guarda la minchia. Lo so, è dura. Ma che ci vuoi fare? È il destino di noi superdotati. In fondo, noi svolgiamo una funzione speciale. Lo sai che ti dico? Non c'è molta differenza fra quello che fai tu e la politica. Infatti, ti pagano perché lo schiaffi di dietro a qualcheduno. Sì, signore, lì siamo, ecco. Come? Quante me ne sono fatte oggi? Aspetta, allora, fammi ricordare. Dunque, la moglie del commendatore, la figlia del pellicciaio. Mi stai a sentire? No, Marisa no, perché indisposta era. Non fare confusione, quella era la madre. La madre. Poi c'è Carlotta, che ha mandato pure la sorella e vale il doppio, hai capito? Poi quelle due di passaggio e sono 7, non mi sputare addosso. Come hai detto? Che ti faccio ridere. E perché? Che cosa vuol dire 10 a 7? Che sto sotto di te? Un momento, tu non mi imbrogli, Romeo. Dunque, la vacca di quel tale di Novara, poi le altre 2, quelle del pomeriggio. È vero, sì, sono 10. Beh, questo che significa? Pinocchio, ci sarai tu! Ma senti un poco che roba. Meglio che me ne vado. Comunque, non finisce qui. Salvatore Frittella non si arrende. Di servizio. L'incaricato del box numero 34 è pregato di recarsi alla Pesa. Attenzione! Il signor Salvatore Frittella è pregato di recarsi al bar della Fiera. Il commendatore Carli lo desidera. Sì, prendo tutti e 50 vitelli, però fatti dare anche la Carolina. Ma come chi è la Carolina, Sochmel? È la vacca, no? Ecco, guarda, senza la vacca non prendo lo stock. Ma quale cognac, imbecille? Voglio dire che non faccio l'affare, hai capito? Hai già preso il tuo cappuccino di grappa? Scusate, il commendatore Carli è al telefono. Sì, ho capito. Oh, carissimo Frittella, vengo subito, ciao. Ah, caro Supplì, insomma, voglio dire, caro Frittella, si lasci stringere la mano, caro mio, il principe dei tori. Chissà quante palle ha lei sulla corona. È commosso, si vede? Ha le lacrime agli occhi, io la capisco, sa. Cosa prendiamo? Non saprei, un G&B. Quella, la mia bevanda preferita, bene. Anacleto, un whisky anche a me, bravo. E il signore? Un whisky. Anche a me. A me pure. Anche lei un whisky. Mai, un grodino. Oh, Anacleto, un crodino. Dunque, come presidente dell'associazione per lo sviluppo zootecnico di questa regione, ecco il suo crodino, amico, e buon prole faccia. Dicevo, non posso che congratularmi con lei per l'indubbia abilità dimostrata nell'allevamento del suo splendido capo. Si parla della diversità fra l'uomo e l'animale, ma io non condivido questa teoria, sono di parere diverso. Infatti per me non c'è nessuna differenza fra l'animale e l'uomo.
E io ho sempre applicato gli stessi principi sia in campo zootecnico che in quello familiare. Non ho afferrato bene il concetto, ma... Guardi, mi spiegherò con un esempio. Lei provi ad immaginarsi due cosce ben sviluppate e solide. Se le immagina? Sì. Bene. Due vere e proprie colonne robuste dell'impianto che salgono su fino a formare... Il culo. Eh? Il culo. Con rispetto parlando, si intende, commendatore. Ma di cosa sta parlando, Frittella? Delle cosce, commendatore, e di quello che segue. Ah, lei ha voglia di scherzare e la capisco. Lei è molto simpatico. E questa sera la voglio a casa mia. Do una piccola festa. Ho una cosuccia fra intimi. Sì. E vorrei presentarle una persona. Porti pure i suoi amici, eh? E anche il crodino, mi raccomando. Va bene. Arrivederci, Ciambella, Frittella, sì, insomma, Ciambella, sì, insomma, quella roba lì, ecco. Arrivederci. Socime? Ma è proprio simpatico quel ragazzuolo. E allora, cosa ne pensi della mia Sabrina, eh? E tu cosa ne dici del nostro egregio Salvatore Bignè? Sì, Pastarella. Frittella? Sì, insomma, Frittella. Lui è l'allevatore di una magnifica bestiona, un toro gigante di nome Romeo. Campione il toro, campione anche il padrone. Si è fatto una fama nel suo vicinato pari a quella del suo toro. Dico bene? Giovanotto, ho detto, dico bene? Parole sante, commendatore. Però lei è troppo... proprio due gocce d'acqua, Salvatore il toro. Non ci fate caso, commendatore. Concetta, che stai cucchiando? Stai calma, che dici? E dico la verità, oggi del sesso si può parlare liberamente, no? Ah, sembrano fatti l'uno per l'altra, che bell'accoppiamento. Vuole dire coppia. Concetta, moderati. E che cosa c'è di male? Siamo diventati nordici ormai. Sto commendatore è più sfonnato di una... Sigarette. Minchia, che Grazie. festa. Sigarette. Sì. E per caso lei lesse l'ultimo numero di Libertà Sessuale e c'è un articolo sull'emancipazione femminile che... Se lei permette, commendatore, vorrei portare Sabrina domani a fare una piccola passeggiata nella mia macchina. Ma sicuro, divertitevi pure, ragazzuoli. È il vostro tempo, sciarbole. È una questione di mentalità. Salvatore è ancora attaccato a certi principi sorpassati. Lei ce la larga, commendatore? Cosa? Ma la mentalità, dicevo. Ah sì, certo, certo. E lei? È larghissima, io ce l'ho. Lei non può immaginare quanto ce l'abbia larga. E vuole favorire? Dove? Mi riferivo alle sigarette. Ah, le Mercury. Sono le mie preferite, le adoro. Si annoia, Salvatore? La ringrazio. No, tutt'altro. Anzi, mi sto Come si divertendo annoia? moltissimo. Ma voi siete giovani, dovete divertirvi, no? A proposito, il vostro Romeo ce l'ha la fidanzata? Sì, Concetta, quella vacca, come si chiama? Annunziatina. Una vacca Annunziatina, non ho simpatica. dimenticato il nome. Romeo e Nunziatina, un bel accoppiamento. Anche lui dice accoppiamento. Fermiamoci qua. Eccoci arrivati. Mi piace questo posto. Ci venivo con papà quando ero piccola. Lui sparava ai tordi e io mi nascondevo perché avevo paura degli spari. Avevo le treccine e i denti fuori. Beh, genere. Un disastro. Uguale. Adesso va un po' meglio. Minchia se va meglio. Come hai detto? Ah, niente dissi. Hai detto minchia, t'ho capito. Tu non devi capire. Parola di mascoli è espressione ammirativa dal significato oscuro e profondamente misterioso. Mica tanto misterioso. Pittia misterioso deve essere. Obbedisco, mio signore. Beh, che stai facendo? È la prima volta che esco con un siciliano, per questo motivo chiudo gli occhi e esprimo un desiderio.
Come hai fatto a saperlo? Sapere cosa? Che ti volevo baciare. Beh, non lo sapevo. Era quello il desiderio. Beh, preso poco. Che c'è? Sei deluso? No, anzi. Non bacio bene? Minchia. No. Ti vedo un po' strano. Vedi, il fatto è questo, che il maschio sicolo, la femmina, so giocare la vuole. Ma non ti sembra un po' fuori moda? Ma se lo preferisci. Alfredo, prendimi, sono tua. E com'è quest'Alfredo? Sei geloso, eh? Ah, possessivo sono. E allora possiedimi, che aspetti? Sul serio, dici? Alfredo era uno scherzo, io voglio te, Salvatore. Oh, Sabrina. Mannaggia, no, non voglio possederti. Perché non ci riesci? Ma no, perché mi piaci troppo. E allora? E allora, uomo d'onore sono. E femmine sono femmine, ma tu per me altra cosa sei. Che cosa sono? Voglio saperlo, dai. Fatti miei. Avanti, dillo, su, voglio Oh. saperlo. Dillo. No. Dillo. Amici, brindiamo agli sposi! Evviva gli sposi! Auguri anche a te. Grazie a tutti. E soprattutto grazie a te, papà. Una giornata indimenticabile come questa, avere accanto a me tutti coloro che mi stimano e mi vogliono bene, è una gioia e una soddisfazione. Ora, però, permettetemi di andare a brindare con Romeo. Sarebbe una grave ingiustizia se dimenticasse l'artefice della mia fortuna. Naturalmente ho portato anche lui. E di là, nella dipendenza del locale, vado a trovarlo, se permettete. E gli porterò il saluto di tutti quanti. Tu permetti, cara mia? Certo. Saluto. Giovanotto, senta un momento. Sentiamo bene, ragazzuolo. Ha presente il 10° comandamento? Non desiderare la donna d'altri. Quinto però, non ammazzare, dico bene. Esatto, mi sembra giusto. Ma beviamoci sopra. Viva gli Bevo con te, Romeo, alla mia e alla tua salute. A presto. Tesoro. Grazie. Accetto il vostro caro augurio e la vostra manifestazione d'affetto come un impegno d'amore. Quello di essere per Sabrina veramente un buon marito. Un amico fedele e devoto. E di darle nella vita tutte le soddisfazioni che merita. In senso affettivo e in senso materiale. Più che altro sessuale, perché anche questo è molto importante. Romeo mi capisce. Questa è la solenne promessa che faccio oggi a me stesso. E quando un buon sicolo promette, mantiene. Ho detto che è un impegno d'onore. E l'onore, signori miei, non è cosa da prendere sotto gamba. Anche se oggi sono in molti a fregarsene. Per noi gente sicula, gente semplice, sincera, fatta all'antica e soprattutto moralmente sana, l'onore è tutto. Cameriere, 2 Fernet Branco. Ah, e che sei, un fulmine. Ci voleva, Sachsman? La panna è indigesta, come si sa. Sì, ci voleva. Alla salute. Salute. Voglio chiarire con Tia. Occorre una spiegazione subito. Ma scusa, non possiamo aspettare di arrivare in albergo. Io non ho mai fatto l'amore in macchina. Cerca di capire, eh? Perché fuori dalla macchina già lo facesti? Stupido, sei tu l'uomo della mia vita. Ah, è così che mi piace.
Ti voglio, Sabrina. No, stai buono, Salvatore, ci possono vedere. Non voglio, ho paura. Ma come sei violento! Dai! Così! Dai! Non dai! Niente, un momento di debolezza fu. Mi deconciai, ecco. Non ti preoccupare, io non... Salvatore! A sangue di Giuda, tutte ste strumento fetose ci misero ste fiatte del Piemonte. Aspettiamo di arrivare in albergo, Va Marostica. bene, aspettiamo Marostica. Salvatore? Salvatore. Sbrigati. Che c'è, amore? Niente. Allora... Non ti piace abbastanza? Ma che dici? Stai scherzando? Sei anche troppo bella. Bella, bellissima. Salvatore, su, non te la prendere. Riproviamo con calma. Sangue di Giuda! Proprio a me doveva capitare. Ma sei sicuro di essere innamorato di me? Ma ti pare che sia un discorso da farsi la prima notte di matrimonio, che sì. E perché no? Voglio solo cercare di capire perché devo restare vergine. Ne ho il diritto, no? Ma io... Ma forse sei stanco del viaggio. Riproveremo stasera, riposa adesso. Stasera un corno. Torniamo a casa, ecco quello che dobbiamo fare, tornare a casa. Solletico mi fai. Scusami se ti disturbai, ma voglio controllare le teorie del professor von Kassen. Le teorie? Non lasciamo le teorie, passiamo alla pratica. Qua a Lupara finisce. Sì, a Lupara. A Pugnette finisce. Concetta, onde tempertusasti? Botta di sangue. Torido, ma come, tornasti già? Certo che tornai. Ciao, Sabrina. Ciao. Ma non dovevate andare a Marostica e poi... E poi una minchia. Aiuta Sabrina a scaricare la macchina. Sì. Ci vediamo più tardi, va? Vado a trovare Romeo. Vincenzo, le valigie della signora. Ma che è successo? Si può sapere,
Com'è andata? Com'è andata? Proprio come dicono i francesi. Merda. Bene, e ora pure tu ti ci metti, bravo. Bel modo di salutare un fratello. E pensare che abbiamo combattuto insieme. Insieme abbiamo vinto tante battaglie. E quello sarebbe il saluto di un vero camerata. No. In senso militare, cretino. Comunista sono. Mi fai sempre arrabbiare. Se penso che l'ammirazione delle nostre femmine eravamo. D'accordo, d'accordo. Sono io che ho fatto fiasco. Può succedere a tutti, no? Per ora è successo a me. A te no, eh? Stai attento, che se passa l'angelo e dice amen... Forse si sarà sfruttato troppo, è stato sempre così esuberante. Ma non è possibile. È giovane e sano. Non so che gli è successo. Ah, aspetta un momento, lasciami pensare. Devo avere letto da qualche parte... Ecco qua. Che stai facendo? Lasciami cercare, masochismo in convento no, omosessuale cinesi nemmeno. Ah, ecco qua. Analisi dell'eccitazione del maschio frustrato e stanco del professor von Kassen. E questo è il sociologo europeo e più versato nel campo dell'erotismo. Un vero scienziato. Sta tutto scritto qua. Che cosa c'è scritto? Come si può risvegliare la potenza del maschio stanco. Oh, sono tutte sciocchezze. Ma scusa, ci sono i nomi e gli indirizzi delle persone guarite, basta provare. Ma che cosa ti costa? Che cosa mi costa? Dai, allora, cominciamo subito, vieni. Ah, come mi sento eccitata. Calmati, è lui che si deve eccitare. Sono sicurissima che ci riusciremo. Parola di Concetta e di von Kassen. Romeo, scusa, puoi ripetere? Dico, matto sei diventato. Io andare con un'altra femmina e tradire Sabrina. E perché poi? Ah, tu dici che aiuta. Insomma, ci avrei il complesso della scopata legittima. Beh, potresti avere anche ragione. Va bene, hai ragione, hai sempre ragione tu. Lo sai che faccio? Io ci provo. E se dovesse funzionare... Romeo, scusami tanto per quello che ti ho detto prima. Non lo pensavo mica sul serio io. Posso darti un bacio? Ma che hai capito, scemonito? Un bacio serio, serio, volitivo, da mascolo ed onore. Non come quelli che danno le femmine. Ah, così. Ciao. Aspetta un momento, Cocca. Vieni qua. Ciao, bello. Ciao. C'è di quella gentaglia in giro? vero. Allora, bel maschione, ce la facciamo in macchina o andiamo nella mia Rolacchi? Bisognerebbe domandarlo a lui. Ma ce lo chiedo io, Sorbole. C'è un dialogo con quei pistolini, però la comodità la spiega, eh? Però siccome te mi sei simpatico, ti farò lo sconto. Ciao, culona. Beh, ma non vedi che sto lavorando? Andiamo, bel moretto. Allora, ti piace la mia casetta? Bella. Me l'ha regalata un cliente affezionato. Minchia. È un bicamere doppi servizi? E il terreno qui intorno è tutto tuo. Magari, vieni, bambolotto. Ti ricorderai della Gigia. Certo. Come ti chiami te? Salvatore. Eh? Sei un Latin lover della bassa te, eh? Certo. Si capisce dall'accento. Lo prendi un caffè? Sì, grazie, mi fa piacere. Ah. Fa un caldo terribile oggi qua dentro. E il tuo pistolino com'è? Funziona? E chiamamelo pistolino, funziona. Almeno spero. Ma dai, cosa aspetti a spogliarti? Ah già, sì.
Madre benedetta, che fai? Ti alzi? Oh, fratellino mio, che bello. Allora funzioni. Ma che cosa ti prende, mustacchione? Primo, guarda, parli sul serio col tuo piffero? Ma allora è vero, Romeo aveva ragione, sei vivo. Bellezza, mi piace mica tanto te. Mo chi è sto Romeo? Sei busone allora. Ma che dici? Giustissimo sono. Ecco qua, 10.000. Devo andare. Ma se non abbiamo neanche cominciato. O saccio io come devo finire. E cosa vai a farti, una pugnetta? Compromesso. Sabrina. Fermo, non accendere la luce. Perché? Che succede? E niente succede, solo non accendere. Sabrina, insomma, mi vuoi spiegare che significa sta storia? Dove sei? Ai, Giuda. Ma giuzza mia, e chissà che roba è? Ma chi sei? Che stanno commenando? Che cosa vuoi che facciano? Stanno facendo... E dove l'hai preso? L'ho fregato a mio fratello. Viene dalla Svezia, dico. Sabrina, certe cose non le devi guardare. Ma è proprio perché lo voglio vedere che ho organizzato lo spettacolo. È per te, amore. È per farti eccitare. È per il tuo bene. Ferma! Ferma quella fuori! Aspetta! Salvatore. Spegni subito questa macchina. Chi t'ha messo certe idee nella testa? Sono stata io. E non sono idee come le chiami tu, teorie scientifiche sono. Ecco qua. Che cos'è? Che roba è? Il testo didattico del professor von Kassen. Lui sa tutto sulle inibizioni sessuali. E questa cosa qua farebbe parte della... Della cura, proprio così. E certo, non è detto che tutto vada bene per tutti. Ogni persona è differente da un'altra. E comunque qui ci sono 230 sistemi. In mia va dato di volta il cervello a tutte e due. Pazze furiose. Salvatore, dai, che se mi dai retta vedrai che ci riusciremo. Ma io c'ero riuscito. Giura! Amore, davvero? Quando sono entrato in questa stanza ero pronto per fare il finimondo. E ora? E ora invece è finito il mondo. Oh, no. Su, andiamo, Nunziatina. Vieni per su a godere, va. Allegro, Romeo. Visto che Pupo t'ha portato Nunziatina, ah? Lo so che ti piace. Poi vi lasciamo soli. Salta che può, Romeo. Dì un po', Salvatore. Che c'è? A quanto gli te veto, eh? E a te che te ne frega? A me niente. Certo che tu non sei mica fatto come Romeo. Lui sì che è un vero maschio. Che cosa vorresti insinuare? Niente. Come sei permaloso. Vai subito in puzza. Ma cos'hai, la coda di paglia? Pensaci tu a farli accoppiare. Ci penso io. O se vuoi possiamo chiamare il professor von Kassen. Affanculo, von Kassen. Allegra, Nunziatina, che adesso ti fai fuori Romeo, mia Giulietta. Ma è mai possibile? Su schifio i giornali parlano tutte della stessa cosa. Io non ho problemi sessuali, ma... tutti insieme spegneremo i tuoi bollori. Tutta roba di sesso. Vabbè, proviamo con lo sport. Ecco un giornale serio, finalmente. E che? Le donne di Gigi Riva. Ma allora è proprio una mania. Chinaglia torna dall'America. Sì, ha ringraziato il cielo. Prati è il nuovo cannoniere del campionato. Oddio, il diavolo! Che ci fai lì dietro? Faccio la gatta. La che? La gatta. Ci mancava pure la gatta, ma tu guarda. Miau, miau, Ma dai. Se può sapere che significa. Vuoi collaborare almeno una volta? Ti prego. Pensa di essere un gatto e lasciati andare. D'accordo, sono un gatto. Che devo fare? Sdraiati lì. Ecco fatto. E ora? Che hai? Ti senti male? Faccio la gatta. Taci. Va bene, non parlo più. Miau. Miau. Miau.
Non sto ridendo di te, è che mi fai il solletico. Avanti. Ricomincia. Sabrina! Che c'è? Forse funziona! Lo vedi? Continua, 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 continua. Non continuare. Accidenti, sembrava proprio il modo giusto. Mi viene da piangere. Avanti, non fare così. Non te la prendere. Io lo faccio perché ti voglio bene. Ascolta, amore. Può darsi che in quel libro ci sia qualcosa di più adatto, di più efficace. Ti faccio una proposta. Vuoi che lo studiamo insieme? Bene. E passa quella coda. Sempre getta così, mi fa una rabbia. Schnell, dove vai? Abbiamo una mezza ora di ritardo. Ma sei convinta? Dobbiamo proprio farlo? Sì, è necessario. Andiamo. Forza. Brava così. E state zitte, cretine. È pieno di galline qua. Io ho pensato tu essere sparito in aria. Senza birra di Germania io non guidare. Ciao, poi tu vedere fantasmi. Mi raccomando, vai piano. Tu dici me, dove metti tutta birra che ti bevi, eh? Ah, jetzt einen großen Bierbar. Hörst du mal, ich will dir etwas singen, meinen Freund. Oder, mein Rheinröslein, ich sag dir adieu, ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Credo che questo sia il posto giusto, spogliati. Levati i vestiti. Ma proprio tutti. Come prescrive il libro, nudi, aiuta ad aumentare il senso del pericolo e di conseguenza l'eccitazione. Lo dice von Kasse. Se lo dice lui. Röslein, ich sag dir adieu. Salvatore, ho un po' di paura. Ma dai, non ci pensare. Pensi di prendere il camion puttana? Scheisse, tu scordato io frocio. Oh, io ricordo sempre più dopo. Tu pensi sempre troppo, donna. Tu bisogna di birra per dimenticare. Prendi. Ja! Birra e donne per te è la stessa cosa. Ma se tu fai furbo, capisci che birra è meglio di donne. Ja.
E se poi tu non fumo, io dico te di andare a fare in grosso buco. Di culo. Sì. Ste galline quanto rompono, non stanno zitte le strozze. Andrà tutto bene. Che ne so io, queste pollasce maledetti, io non ce la faccio, non riesco proprio a concentrarmi. No, volevo dire con gli autisti e il resto. Ja, ich gehe, komm doch mit mir, liebes Kind, ja, ich gehe, ja. Un momento. Tu pensa veramente che hai bevuto troppo? Perché? Io ho visto culo. Di ragazzo maschio. Di ragazza donna. Ah, non interessa a me, donna. Oh, a me, ja. Guck mal, hinten. Quelli essere sicuro ladri di pollo. Oh, dammi pistola. Tieni. Muoviti presto. Ladri. Lodi. Oh. Presto. Io sparare al loro culo. Ma dove spariti? Tu, pazzo, via con questo cannone! Vuoi uccidere fratello tedesco di Germania? È Concetta. Meno male. Andiamo, Sì, avanti. andiamo. E svelti, spicciatevi. Ma come hai fatto a ciolarci? Non vi ho mai perduti di vista. Per fortuna. Abbiamo corso un bel rischio. E non ti scoraggiare, non tutto funziona per tutti. Sarà niente funziona. Signorina? Scusi, signorina. È libera? Oh, e tu che vuoi? Ma non ho capito, scusi. T'ho chiesto che vuoi. Ma per l'appunto lo stavo dicendo alla signorina. La qui presente non è una signorina. Lo dico bene. Era tanto così per dire, non è una signorina, è una puttana. Che cosa? E va bene, non è una signorina nemmeno una puttana. Per favore, ma me lo dica ben lei. Ma che cos'è? È mia moglie. Ah, e congratulazioni. Che fai ora? Sfotte pure. Senta, lasciamo perdere adesso che ci penso io. Volevo un caffè, si immagini. È Sa proprio com'è, qui ero se lo qua. viene a pigliare. E si fa quel che si può. Che succede qui? Ma senta... Oh, signora Genti, buongiorno. Niente, discutevamo. Documenti. La non ne ho. gentile signorina è mia moglie. Sì, sua moglie. Sì, Ma i i suoi suoi signori. documenti. Allora non mi sono spiegato. Aspetta No, che ma adesso sì. ti spiego meglio. Andiamo, Andiamo aspetta. Le ho detto Ma dove si che porta? mia a moglie. fare una Ma lei bella glielo dica, passeggiata io di sono un porto. Su. professionista. Ma io voglio Oh, dovete passeggiare. vedere Sono i suo denti. marito, dentro, Signora Genti, dentro, avanti. Mi lasci ben spiegare. E che lo dirà al commissariato, su. Mi scusi. Ma io non ci ma voglio signora andare al Genti, commissariato. forza, io ci perché? vorrei... Sbrigazzi, Ma pochi guarda, chiacchiere dentro. Cosa faccio? Ci sa che Salgo? tu Ma guarda dentro. che c'è un equivoco. Ma non è permesso. possibile, guarda che mi Su, succede. avanti, belle chiappe, su. Signora Genta, non tocchi le chiappe di mia moglie. Ma cos'è? L'ha toccata? E come non l'ha toccata, che non l'ha visto? zitti, no, ma senti, guarda, no. questi accenti. Non ci capisco più niente, Romeo. Le sto provando tutte e va peggio di prima. Pure al commissariato andai a finire. Che devo fare? Il medico? E certo che sono stato dal medico. Ha detto un mucchio di parolone. Me le sono segnate qui, ecco. Un caso di astenia psichica dovuto a uno stato di inibizione della sfera erotica emotiva del subconscio con conseguente paresi fisica. E quando gli ho chiesto che cosa dovevo fare per guarire, sai che cosa mi ha detto? Fate queste iniezioni. Se non funzionano non resta che il trapianto. Mi ha sfottuto. Che cosa? Che cosa vorresti dire? Spiegati.
Che mi mette le corna. È vero, le corna non ci avevo pensato. Lo so che pure tu c'hai le corna, ma tu mica solo quelle c'hai. Romeo, non mi fare incazzare pure tu. Allora che fai? Vieni con me a quella festa? Ah, sì, comunque alle 6 allora. Sì, ci divertiamo. Uè, guarda quella! È dolce come lo zucchero. Allora ce la succhiamo subito. Dai, vieni. Ehi, pupa! Ehi, zuccherino! Ce la fai assaggiare? Solo una leccatina e via, dai! E lasciala perdere. Ma chi ti credi di essere? Sei pronto, Salvatore? Va bene, sono pronto. Un po' d'anestesia. Non la faccio. Lasciamo perdere, tanto non serve a niente. Tu dissi, oh, il tuo è un blocco mentale. Il professor Foncasse... Lascia perdere quel maledetto, finirà per mandarmi in manicomio. Però dice cose giuste. Sei bloccato con Sabrina. Me l'hai detto tu che una volta con una battona ci stavi riuscendo. Certo, ma non posso mica portarmela a casa per caricarmi. E da dove sta lei ad arrivare da Sabrina? Buonanotte, c'è troppa strada. Già, ci vorrebbe qualcuno qui. Salvatore, ti ricordi di quando eravamo piccoli e giocavamo insieme? Ma che vuoi che mi ricordi? Con quello che ho in testa ora? Oddio, che sto dicendo? Giocavamo al dottore. Prima mi visitavi tu e poi ti visitavo io. Beh? Allora, quando ti visitavo io, a quel punto avevi sempre un affare così. Ma no, era piccolo. Ma così. Ma va. Beh, è passato un po' di tempo, ma forse potrebbe funzionare ancora. Tu ti carichi di qua, poi corri da Sabrina che ti aspetta di là e paf, ed è tutto risolto. E tu faresti questo per me? Beh, che c'è di male? In fondo è per il vostro bene, sarebbe come tornare ragazzi. Sei un tesoro, Concetta. Aspetta un momento, un po' di pazienza. Avanti. Sabrina, sei pronta? Ti stavo aspettando, Concetta. Va bene così? Credi che funzionerà? Stavolta sì, sono sicura di sì. Ci penso io. Eccomi qua. Ehi, come ti sei E conciata? ho ricostruito l'ambiente. Può servire. Non credi, Salvatore? Ora siamo tornati bambini e tu mi visiti. Curami tanto, Salvatore. Sì. Molto, molto. Sono molto, molto malata. Ora tocca a te. Rilassati. Il mio malatino ha bisogno di un massaggio. Così, dolce, morbido, bravo. Ti piace, Salvatore? Sì. Bravissimo. Bravissimo. Mi distendo. Ma bravo. Dai. Speriamo che vada bene. E là! Sabrina! Salvatore! Gli è caduto il generale La Marmora.
Senti, Romeo, scegli, visto che tu te lo puoi permettere. Sono tutte a tua disposizione. Ma che fai ora? È difficile. Avanti. Forza. E allora? Mettiteci pure tu ora, avanti, muoviti. Che ti prende? Che ti succede? Perché ti sei impuntato? Pensa Nunziatina. Ah, ho capito. Ci siamo innamorati. Ma fammi ridere, va. Ho paura che il tuo toro dovrà rassegnarsi. Nunziatina l'abbiamo venduta l'altro ieri ad un allevamento a Totesino come fattrice di razza. Ah. In famiglia non siete fortunati in amore, a quanto pare. Andiamo via, portatelo nella stalla, sbrigatevi. Qua vedente ci manco pane. Vai! Su, non ci pensare, Romeo. Salvatore, Salvatore, aspetta. Salvatore, non devi prenderla così. Oramai l'ho presa. Minchia se l'ho presa. Sì, ma non ti devi scoraggiare, lo sai, finché c'è vita c'è speranza. Concettina, è inutile. Tu hai fatto quello che hai potuto e te ne sono grato. È stato un piacere per me, davvero, in tutti i sensi. Solamente mi dispiace che non è servito a un granché. Che ci vuoi fare allora? Senti, Turi. Sì. E ci sarebbe un altro sistema. Lascia perdere. Di che si tratta? Ecco, veramente è un po' complicato perché si basa sulla teoria delle reazioni opposte. E io non ci capivo niente. Aspettati che ora te lo spiego. Il professor von Kassen dice che il maschio ha due nature. Due nature. Aspetta un momento che te lo leggo perché è veramente interessante. L'uomo ha due nature, una attiva e l'altra passiva. Spesso la parte attiva si atrofizza a vantaggio della passiva che assume vari aspetti. Dalla pederastia... Questo non mi riguarda. Aspetta. Dalla pederastia al voyeurismo, che sarebbe come dire guardoni, no? E molte volte, fai bene attenzione, molte volte il voyeurismo può riportare in funzione la parte attiva atrofizzata attraverso lo stimolo diretto dello spirito di emulazione, soprattutto se l'oggetto dell'osservazione è un essere umano o comunque a noi affettivamente vicino. Io non ho capito un tubo. E sarebbe come dire che potresti eccitarti guardando Sabrina. In questo caso l'eccitazione non si spegnerebbe perché riguarderebbe la stessa persona amata. Ma io la guardo tutti i giorni, mia moglie, e non mi succede niente. E per forza, devi guardarla mentre fa l'amore con un altro. Ma se ti dico che non mi succede niente... Ma che minchia dicesti? Che dovresti spiarla mentre lei va a letto con un altro uomo. Tu sei pazza, completamente pazza. Guarda che ci faccio io col tuo professor von Kassen. Tiè! Ma il professor von Kassen dice che... Femmine, femferenfe, so tutte infame, femferenfa, so tutte infame, femferenfa. Fanfaronazze, farabuttissime, perse la femmina e la castità. Romeo! Salve, amico. Sono venuto a trovarti. E sai perché? Per dirti una profonda verità. Qualcosa che dovrebbe essere scolpito a carattere di fuoco nel cielo. La vita è una merda. Ecco. Appunto per questo noi due ci capiamo. Tu hai perduto la tua Nunziatina e io sto perdendo la mia Sabrina. Siamo proprio una bella coppia. No, noi due. Ecco, mi sembra ieri, quando mio padre mi chiamò al suo letto di morte. Eri un bel vitellino allora. Non te l'ho mai fatte vedere le fotografie.
Uno di questi giorni te le porto. Quanto tempo è passato da allora. Tu sei diventato toro e io sono diventato ricco. Ci siamo fatte tutte le porche vacche che abbiamo voluto. E avremmo potuto continuare così. Ma no, signore, no! All'improvviso tutto è andato a scatafascio per te e pure per mia. Tu sei andato a infognarti con Nunziatina e io non sono riuscito a fare l'amore con mia moglie. No, e se ci voglio riuscire, il professor Foncassen dice che la devo fare fottere ad un altro, mia moglie. E mia, che giù, un nazista è. Sai che ti dico? Che se ne fotta dalla femmina. Mia moglie vuole un vero maschio. Che se lo prenda. E tanti auguri. Accomodati, prego. Io toglierei il reggiseno. Sì, caro. E poi aggiungerei un paio di calze color grigio fumé, con delle giarrettiere bianche. Va bene. Così il tutto avrà il sapore della verginità. Permetti, cara. Sabrina. Sabrina. Minchia. L'Apocalisse è arrivato. Aspetta, Maggi. Quello non se la fotte. La disintegra. Funziona. Conciolla, va. Funziona. Altro che se funziona. Chi è? Sì. Un momento. Sto arrivando. E che? Diventasti sordo o turetto? M'ero addormentato, ho fatto un sogno. Che volete? Un favore, hanno portato la polvere per i fuochi d'artificio di domenica. E dove la possiamo mettere? Lo sai? Che ne saccio? I fuochi per la festa di San Calogero, appena le sfiore scoppiano. È pericoloso lasciarla in giro così. Va bene, mettetela dove meglio vi fa comodo, dove volete voi. Le mettiamo. tu che dici? Che c'è di tante male? No, è mai stato meglio in vita mia. Scusate, ma che ci vediamo? È un colpo di scongetto. Senti, facciamo da nicchetta A legge, va. così. Avanti.
Piano. Alleggio con queste cassette. piano, Ma pigliare sta barba. Attento. Ancora. Che quanto pisa il bottata sangue? Che pisa? Niente pisa. Aspetta, e se va a letto? E niente, un momento. E che? A mia solo mambone sta cosa. E muovete. leggia. Uffa. Avanti, presto, picciotte, mettetela dopo. Piano, mi raccomando, piano. Certo, piano. Così. Su scoppia chi sta sennemo, tutta per andare l'aria nemmeno. Vabbè, sì. Chiudiamo sta porta, va? Ho paura che il tuo toro dovrà rassegnarsi. Nunziatina l'abbiamo venduta l'altro ieri ad un allevamento a Totesino come fattrice di razza. In famiglia non siete fortunati in amore, a quanto pare. Al simbolo più splendido della potenza virile, spentosi immaturamente, perché troppo amò. Era la creatura più perfetta che la natura ci avesse dato. Rappresentava la forza, la bellezza, la continuità della specie. Non era solo un toro, ma Renaldo in campo, che si batteva contro i saraceni. Il semidio Ercole, che compiva le sue 13 fatiche. 12. Meglio abbondare. Giove tonante, che soggiogava i mortali con quel popò di fulmini. Romeo, eri un amico. Un vero amico. Un caro compagno dei momenti tristi. Tanti e dei momenti felici. Pochi. Condoglianze. Grazie. Le mie condoglianze. Grazie. Salvatore, guarda chi c'è. Pupo. Sempre male, cibolle. La coppa fuori dopo. Figlio di bottana, la vendita di Nunziatina l'ha decisa per farmi uno sgarbo. Feci accoppiare a Nunziatina a un altro toro in presenza del Romeo. Vero, Carmelo? Ah, così fu. E dissi pure il fatto che a te non ti è venuto ancora un figlio. Allusione e sgarbo fece. Allo pare lo sistema. Lascialo stare, non vale la pena. Romeo è morto e non torna più. Che disgrazia. L'ho capito. Che il mio Romeo non torna più. Mi ammazzo. Voglio morire. Aspetta. Dorme e non lo svegliamo. Salvatore, non disperarti, Salvatore. Non tutto il male viene per nuocere. Sono venuto ad aiutarti a risolvere il tuo problema. Tu sai cosa significa sodomizzare? No. Male e copula, lo sai che significa? No. Ma allora non sai una minchia, Salvatore. Beh, stai a sentire. Devi trattarla duramente, la tua donna. Tu l'hai posta su un piedistallo, per questo non riesci a possederla. Lascia perdere le belle maniere e trattala come io trattavo le mie vacche, a calci e a parolacce. Ci vogliono le maniere forti con le donne. Provaci e mi darai ragione. Addio, Salvatore, addio, addio.
Romeo! Sabrina. Salvatore, ma che cosa fai tutto nudo? Spogliati. Ma che ti prende? Sei impazzito? Spogliati, ti dissi. Ma a te il toro ha dato alla testa. Sicuro. Ma così funziona? Sì, funziona. Ti distruggo, ti rompo. E il Signore te ne renda merito. Tu sì che te ne intendi. Coraggio, Salvatore. Dimmi le parolacce. Ora te le dico. Vaccuzza. Vaccuzza che non sei altro. Chiudi la bocca e apri le gambe. Sporcacciò. Ti piace questa parolaccia? Lo sai che cosa sei? Una maialetta in calore. Romeo. Le parolacce e le botte funzionano. È come se funzionano. Salvatore. Certo che te ti picchio, ti bastono, ti caporto, ti spacco. Concetta, t'ho sentito, sai. Non te ne andare che poi tocca pure a te. Anzi, aspettami in camera tua che poi giochiamo al dottore. Va bene. Concetta, apri. Stai morendo, dottoressa mia, sono arrabbiato di viso, ti voglio subito una bella analisi. Non è del dottore che hai bisogno, ti serve ben altro. E apri, per favore. Dottoressa mia, il tuo malatino aspetta. Devo proprio aprire. Apri subito. Buongiorno. 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 Il generale La Marmora. Funzionò. Ma che c'entra la marmora? C'entra. Buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Già. Anzi, diciamo che c'è entrato. Preferisco. A tutte e due. Metà per uno. Buongiorno. Cose nostre. Cose di casa nostra. L'ho sempre detto io che la forma più perfetta è la sfera. Il mondo è rotondo. Tutto quello che è bello è tondo, cara. Buongiorno. Buongiorno. Lo dicevo io, Buongiorno. Guarda questa quanto passa e ripassa. E che te importa, te? Che bello. Guarda chi c'è. Le signore mi permettono? Ma certamente. Stiamo a vedere. La buona creanza insegna che le mogli degli altri vanno rispettate. Quando si incontrano delle signore, le mie signore, gli è d'obbligo il saluto. Maleducato. Ora ti insegno qualche cosa. Per tua norma e regola che sto qua si chiama cappello di minchia alla palermetana. Ci siamo capiti? E questo, se permetti, un calcio d'angolo alla bolognese. Boia d'un Monleder. Bussa via. Oh, Niente, non è successo niente. Hai fatto bene. Prego. La moneta, signore. Sì, sei stato proprio Buongiorno. bravo. Lo abbiamo sistemato, Ma vaffanculo, beh!